siamo sulle tracce di uno degli ordini monastici cavallereschi più affascinanti e in qualche modo anche misteriosi della nostra storia. Andremo a riscoprire i segni, andremo a riscoprire i luoghi dove i Templari erano presenti qui a Venezia. Motivo per cui 700 anni dopo la fine del Tempio, la fine storica del Tempio, così viva e potente l'immagine di questa figura di cavaliere è legata proprio ad una spiritualità, di una profondità, di una complessità, una vera e propria sintesi di tutte le tradizioni sapienziali che questi guerrieri hanno saputo interpretare ponendo la propria vita al servizio della difesa della cristianità. Si facevano le campagne, duravano alcuni mesi, dopodiché gli eserciti venivano sciolti e venivano riconvocati in campagne successive. In Terra Santa non si poteva fare questo perché la pressione dei nemici era costante sul Regno Latino d'Oriente. Servivano truppe che assicurassero continuità. Le truppe che con continuità seppero incarnare questo ruolo fondamentale per la sopravvivenza dei regni latini a Gerusalemme furono gli ordini monastico-militari. Invece qua a Venezia la presenza templaria in quali zone della città rivive? Fu magnifica, fu importantissima, ha coinvolto un po' tutta la città volendo, anche con dei accenti molto interessanti, molto originali, perché Venezia fu il faro di civiltà dell'epoca, lo stato più potente della penisola dopo lo stato pontificio, ma anche la signora del mare, la porta verso l'Oriente. E quindi era naturale che una grande istituzione come quella templare legasse in maniera splendida con la realtà della Serenissima. Ed effettivamente ci sono diversi siti templari, il principale certamente Santa Maria in Capite Broglio, vicino alla piazza di San Marco, ma in generale ce ne sono diversi, anche San Giovanni del Tempio e altri un po' meno documentati ma altrettanto interessanti, un pochino più misteriosi perché le fonti sono meno ricche. Ricapitolando, l'incapacità di capire i Templari è forse dovuta anche all'incapacità di capire quella che è la nostra spiritualità o la nostra tradizione spirituale forse. Diciamo che bisogna fare un lavoro di ricerca e non tutti sono disponibili a fare un lavoro serio e importante di ricerca. Grazie. Questa spiritualità così grande, così enorme, forse è proprio difficile da capire oggigiorno, perché richiede una conoscenza delle fonti dell'epoca e una conoscenza di quelle che erano le regole e le scritture che ispiravano le azioni di questi grandi guerrieri. Sono difficili da cogliere forse, ma come spiegato anche dal professor Riponti è stata proprio la visione, questa profonda visione spirituale che ha reso i Templari quelle figure immortali che affascinano ancora al giorno d'oggi.